Mai come quest'anno l'approvazione del calendario scolastico è stato un rebus tra mille incognite e linee guida che cambiano di giorno in giorno. Quello che è certo e ufficiale ora è che si inizia il 14 settembre e si finisce il 5 giugno per elementari, medie e superiori, il 30 per le scuole dell'infanzia, che avranno anche la possibilità di anticipare l'apertura al 1 settembre. Non si farà lezione il 1 novembre, il 7 e l'8 dicembre, dal 24 dicembre al 6 gennaio, dal 15 al 17 febbraio, dall'1 al 6 aprile, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno e il giorno della festa patronale. Resta da sciogliere il nodo delle lezioni di settembre, con i giorni che comunque dovranno essere recuperati all'interno dell'autonomia scolastica. Di decisione travagliata, visto il tira e molla con il governo, parla l'assessore regionale Donazzanna, che torna anche su un tasto dolente, quello dei banchi. Quest'idea di banchi con rotelle, c'è da chiedersi, veramente a chi sia venuta, perché è contro le regole sulla sicurezza, è contro le prescrizioni che ci sono di protezione civile. Insomma, oggi stanno parlando di mettere un medico per ogni scuola, dove li troveranno visto che mancano i medici, io me lo chiedo abbastanza. Ma la questione per il mondo della scuola è anche economica e riguarda i dispositivi di sanificazione. Hanno mandato dei finanziamenti alle scuole per adeguare certe cose, però il mantenimento in itinere non è da poco. Per esempio, di gel ho fatto un conto approssimativo che vado a 58.000 euro all'anno, di mascherine vado a 14.000 euro all'anno. C'è poi un paradosso sempre più evidente. Stiamo vedendo una situazione abbastanza paradossale, ossia noi nel servizio pubblico, nella scuola, stiamo calcolando il millesimo di millimetro sugli spostamenti, sulle tempistiche, su tutto, mentre all'esterno io vedo ragazzi che giocano tranquillamente, fanno tutto quello che possono fare come prima, anzi peggio di prima perché devono recuperare anche l'isolamento. Da qui la bocciatura netta della regione sulle mosse del governo, mentre il tempo scorre. Tutto questo al 27 di luglio è un disastro.